il paradogma circolare afasico antitetico a tutte le vane regole, portatore sano di pensieri indomabili. E qui casca l'Ancino e il muro di Berlino. E chi vuole intendere intenda, ma non fraintenda. E qui si parrà la ormai decaduta nobilitate. E quando il gioco si fa duro, il fuggi. Cariatidi imbalsamate senza volto né anima, s'aggirano tetri e ciechi tra le macerie culturali, come fantasmi impauriti dall'ombra di se stessi, malati ancora di protagonismo autocelebrativo. È il paradosso di una realtà che rinuncia al sogno, è l'elettroencefalogramma piatto del pensiero libero, e odore di morte, e l'aria s'appesta e puzza. Il rischio è di morire di miasmi di falsa cultura. Chi vuol vivere apra l'anima senza paura, doni amore senza chiedersi chi lo riceverà, spalanchi il cuore e la mente al sentire poetico. La poesia è libertà, cibo d'amore, sana follia. Bravo. Come diceva sempre Ciccio, i supporti, diciamo, dove uno scrive sono tanti, no? Io una volta ho scritto sulla carta igienica, ma ce l'ho conservato, perché avevo la penna, ero nel trono, sul trono, e non avevo la carta, non avevo praticamente il foglio. Ho cercato, non c'era, ma c'era la carta igienica, e allora pian piano, senza sfondarla, ho scritto sulla carta igienica una poesia su questo tema, chissà perché. Grazie Carmelo. Questa che adesso io mi accingo a dire e che Ciccio mi ha concesso, grazie. Io l'ho chiamata poesia manifesto, e siccome prima avevo il vezzo di scrivere la data, quindi giorno, mese, anno, il luogo dove l'ho fatta, e qualche commento, se veniva qualche commento dopo aver scritto. Questa qui, poesia manifesto, ha questo commento: senza luogo, senza tempo, senza commenti. L'ho scritta tanti anni fa, quindi già allora è uguale ad adesso. Si intitola Oltre. Voi dovete immaginare, scusa, faccio questa piccola digressione, oltre sempre con le virgolettato, ma io non faccio quella cosa che fanno in televisione, mi dà fastidio, no? Allora, voi pensate, oltre, ogni volta che dico oltre, voi pensate che è tra virgolette, va bene? Grazie. Oltre. Ero al di qua del muro. Vedevo il muro alto, insormontabile, impensabile, e scalarlo, scavalcarlo e andare al di là, oltre. Non riuscivo neanche ad immaginare cosa c'era oltre. Eppure a quel tempo, ci capiamo noi vecchi, eppure a quel tempo irrepetibile pareva esserci la fantasia al potere. Erano giorni di grandi sogni, sembravano vere anche le utopie, ma solo nell'immaginazione. L'immaginazione al potere, ci credevamo. Scusate, col cazzo ce l'abbiamo portata, come se una cosa buona potesse andare al potere così, nuda e cruda, e rimanere tale e quale. Allora non abbiamo capito nulla. No, non ci sono poteri buoni.
Qualunque cosa o qualunque chi va al potere si modifica per osmosi, si propaga, si scinde, si moltiplica e diventa il potere. Si guarda allo specchio e coincide con il potere e dunque non è più buono, anche se prima lo poteva essere. Sillogismo lapalissiano. Mondo, cane, il gatto si morde la coda. Non c'è niente da fare. È un circolo vizioso, è una spirale malefica, è una ragnatela inestricabile. È un biglietto di sola andata, è un casino. A un certo punto, fatalmente, per immanenza storica, il muro è caduto. È crollato disintegrandosi e dagli squarci attraverso le rovine, in mezzo al cumulo delle macerie, abbiamo visto oltre. Siamo andati oltre, immaginando chissà cosa, magari di trovare, ma che cazzo volevano trovare? E dopo il primo disincanto ci siamo trovati di fronte a un altro muro e il sogno non è diventato realtà. La realtà ha cancellato il sogno e siete qui con un altro muro davanti che, ci crediate o no, è lo stesso muro di prima. Io no. Sono oltre tutti i muri. Davanti a me vedo orizzonti aperti, radiosi, infiniti. Nell'immensità io mi perdo. Dell'immenso io mi illumino dopo essere stato folgorato sulla strada della mia Damasco, indegno novello Paolo. Ma non ho meriti, anzi non merito tutto ciò. Sarò mica pazzo? No, sono oltre, oltre non al di sopra. Oltre potreste essere anche voi. Provateci. Potreste anche riuscirci. Grazie. Bravo Salvatore Spadaro, grazie. Corrado Buono. Grazie davvero Salvatore. Oltre. Stiamo per completare velocemente un secondo giro, vi chiedo di aspettare e di stare ancora con noi perché concluderemo con un omaggio a Mariannina Coffa che farà Liliana Calabrese. Vai Corrado. Non è un inno alla morte, il titolo è Spegnersi. Spegnersi. Spegnersi d'affetto attraverso la struttura di una poesia, l'armonia di un'impresa, un gabbiano fregiato, un campo germogliato. Il bello sanerà il pianeta. E continuo con bellezza. Non quello che gli occhi vedono, ma ciò che lo spirito specchia. Solo esteriorità nel mondo dell'apparenza, raggio di luce dentro un pugno chiuso, in un istante fugge e t'abbandona nel buio. Leggere negli occhi, udire e scrutare meandri, esistere e condividere sensazioni ed emozioni, armonia tra sé e altri, pura bellezza che va oltre.
e fresco con chiaroscuri estivi. Lungi dalla frenesia, amanti di notti e scie d'asteroidi, stringono mani infiammate in paesi accaldati e solitari per mostrare ombre prossime nella labile amicalità di sere immaginarie. Grazie. Grazie a te Corrado Bono. Giovanni Valentignoti. In queste due poesie voglio parlare dei sogni, ma non i sogni quelli, l'onirico, quello che ce lo prendiamo, ma i sogni dei siciliani, di tanti siciliani che purtroppo molti non ce l'hanno fatta. La prima si intitola La caglia. Rommi l'aceddo rintra la socaglia, stanco di sbattere in dagli sbarri duri, che sia lo mangiare, l'acqua e persino la sua aria, scegliere un po', ma accettare lavi. E a così sbattiamo siciliani dalla nostra terra, le sbarre della mafia e della malagente, caruri su allevare e che a testa vascia cittariama, chi ducano a muscia. Ma se la ceddi di uno, diventano migliaia, rompere sana sti sbarre di fumeri, e con la lapetti e la testa isata, aria nuova a respirare terra di Trinagria. E proprio a un sognatore voglio dedicare l'ultima poesia. Giuseppe Fava. 5 gennaio 1984, ore 22, via dello stadio. Pippo si era fermato, aveva parcheggiato. Il motore della Renault era calda, fredda era la serata. Siciliani, alzate la testa! La sua penna aveva spesso urlato. 5 colpi alla nuca e fu ammazzato. Giacomino ancora pensava mentre la nipote recitava, ma l'ombra dello Stato copriva già ciò che la mafia comandava. Imprenditori, già addetti cavalieri, corruzione, fondi neri. Forse fu passionale, ma che non aveva denari per coprire la malavita di tutto, scrissero i giornali. Onorevole Drago, chiudiamo le indagini per piacere, perché i cavalieri le loro fabbriche possono trasferire. L'allor sindaco Munzone non tenne cerimonia, chissà. Quel Fava forse era morto per infamia, ma prima o poi lo stronzo viene a galla, l'acqua limpida mette in mostra la canaglia. Santa Paola mandante, Daca da Giammusa l'organizzazione, di Ercolane Avola all'esecuzione, ma il regista di questa squadra non venne mai trovato, o forse ligio, mai condannato. 20 anni per dar voce al reato, 7 anni a testa perché c'è il concordato. Santa Paola, Ercolano e Avola, e i cavalieri, i mandatari, ancora oggi chissà non parla, puzza ancora di polvere da sparo la terra. Sibila però il vento sulla madre che un figlio porta in grembo, che sogna come Pippo e come tutti i genitori, che questa terra maledetta la mafia faccia fuori. Grazie Giovanni Valentignoti. Salvatore Conti, una breve, andiamo velocemente a concludere, 20 minuti abbiamo. In nome dell'amicizia, tanta blaterata, io altrove dico l'amicizia chi la vera, forse proprio non scirrera, forse è solo compagnia che si perde in mezzo alla via. Comunque, questa è intitolata Namico. Namico non si accatta, non si mangia, non è bene che con un altro si scancia. Scarparo, artigiano o dirigente, se hai bisogno è sempre presente. Se ricchezza e denaro non ce n'ha è sempre un tesoro un amico piccolato.